Ma non lo so, cioè, penso che parlare con le persone e stare insieme a loro sia la cosa più importante. Questo è sempre stato nella mia vita e lo farò sempre, ma perché io sono capace di fare solo questo. Non sono bravo a fare i piani, le alleanze, su questo effettivamente forse non è. Però sono capace di andare dritto al mio obiettivo, quello sì. Mi sono prefigurato l'obiettivo di riprendere Venezia e farla diventare una città per tutti, una grande città, pulita, che la gente possa trovare lavoro. Io non ho animosità contro nessuno, l'unica cosa che ritengo in questo caso vada scelto è quello di scegliere il futuro per i più piccoli che non possono andare a votare. Quei ragazzi lì non hanno il lavoro e tante persone non trovano il lavoro. Questo del lavoro è un tema importante, il lavoro e la sicurezza ovviamente, che è l'altra faccia della stessa medaglia, insomma. Però è una città normale, io vorrei che Venezia fosse una città normale, però stiamo parlando di una città che può parlare e dialogare tranquillamente con Berlino, con Boston, con le grandi capitali del mondo. Ecco, io immagino che le persone a Venezia, tutte, si sentano partecipi di questo progetto. L'unica cosa che appunto secondo me ha creato grossi problemi negli ultimi 20 anni è questo partito del no, è il partito del no a tutto. Questa gente qua, secondo me, è bene che vada in panchina e che adesso rifletta un po'. Chi vuole vivere senza lavorare non trova in me un alleato. Chi pensa di aprire le moschee di nascosto, purtroppo io sono una grande barriera per questa gente qua. Chi vuole fare le cose di nascosto, brutte, la droga, la violenza, ecco, io su questo impegno la mia vita, l'ho sempre fatto, per me la legalità e l'onestà vengono al primo posto, per cui il lavoro, e chiunque lavora sa che il lavoro è onesto, e solo chi vive del proprio lavoro, chiunque, qualsiasi sia il lavoro, privato, pubblico, dipende, cioè, quello è il leitmotiv di Venezia, e Venezia tornerà a essere una grande capitale del mondo, di questo sono certo, e mi sembra che anche i cittadini cominciano a crederci, perché questa è una città di gente meravigliosa.